Un incontro si è svolto ieri nei locali dell'Ordine dei Medici di Agrigento, organizzato dall'ANDE, Associazione Donne Elettrici, al fine di illustrare alla città le finalità del progetto Il Germoglio Onlus, nato in Uganda, che ha anche delle ramificazioni presso le nostre isole di Linosa e Lampedusa. Questa sera l'Associazione Nazionale Donne Elettrici, l'ANDE, ha voluto avere un incontro per conoscere e far conoscere alla cittadinanza di Agrigento il progetto Il Germoglio, un progetto Onlus, nato in Uganda, in un villaggio Soboto, e qui abbiamo due rappresentanti dell'associazione Onlus. Noi, come scopo della nostra associazione, può sembrare staccato da quello che noi ci ripromettiamo ogni volta di fare, invece è proprio il legame che l'ANDE vuole avere con il territorio e il legame che vuole avere non solo col territorio locale, perché questo progetto Onlus, anche se nato in Uganda, si sviluppa e ha delle radici, anche dei legami con Linosa e Lampedusa, vuole proprio far conoscere a tutti quello che c'è di positivo, di costruttivo e di veramente importante che ruota intorno a noi. La nostra associazione ha il piacere questa sera, attraverso delle proiezioni, di entrare nel vivo di questi villaggi e renderci conto proprio da vicino con i nostri occhi, con le voci, di quello che questa associazione è riuscita a costruire in questi villaggi dal punto di vista sociosanitario. Con Floriana Di Pietra, presidente dell'associazione ANDE, presente all'incontro anche Margaretta Guti dell'associazione Il Germoglio Onlus, proveniente direttamente dall'Uganda, che ha spiegato il perché del progetto. I germogli rappresentano i bambini, perché i bambini che sono nati in Africa, allora questa associazione che nasce anche in Italia, Linosa e Lampedusa, rispondono questa esigenza dei bambini che stiamo occupando in Africa e in Uganda, specialmente in Obule, perché così possiamo mandare tutto quello che noi possiamo sostenere questi bambini da dove stiamo. Questo è da 40 anni che abbiamo l'esperienza lavorando sempre nei paesi di Africa, di tanti altri paesi in difficoltà. Allora, con la nostra esperienza abbiamo iniziato con questo villaggio, che dove proprio quella che parla viene da questo villaggio, perché aveva la necessità di aiutare le mamme e i bambini di questo villaggio.